Incontro con la Paganese domani, siamo alla quarta di andata di campionato, ecco come affronterete questa squadra, mister? Dobbiamo affrontarla con la consapevolezza che non ci possiamo nascondere, dobbiamo cercare di fare risultato, dobbiamo avere rispetto di questa squadra che è un'ottima squadra composta da giocatori importanti, da giocatori di categoria, allenata da un buonissimo allenatore e noi dobbiamo essere consapevoli di questo mese e mezzo, 2 mesi di lavoro che abbiamo fatto, di incominciare a raccogliere i punti. Quindi mi aspetto una squadra con una grande determinazione e con grande intelligenza tattica da poter sfruttare quello che abbiamo preparato alla partita. 3 partite e un punto, soddisfatto? Si poteva fare di più? Soddisfatto del gioco, perché abbiamo giocato in casa del Matera e non meritavamo di perdere. In casa con il Rende abbiamo peccato negli ultimi 15-20 minuti di ingenuità e abbiamo preso 2 gol, abbiamo perso la partita dove ci è mancata quella cattiveria per poter chiudere la partita sul 2-1, invece siamo stati un po' troppo leziosi, speriamo che ci sia servita la lezione. Come gioco sono soddisfatto, voglio il massimo, ci sono dei margini di miglioramento, voglio che la squadra cresca ancora sotto quell'aspetto di convinzione e di autostima e che sappiano fare quello che durante la settimana prepariamo, quindi sono soddisfatto del gioco, del risultato no, dei punti no. Mister, domani sarà l'ultima partita che l'Agragas giocherà qui all'Esseneto, perché poi la Lega ci ha detto che siccome non c'è il campo illuminazione, cioè l'impianto di illuminazione, si giocherà a Siracusa. Ecco, in qualche modo la mancanza di gioco in casa e quindi l'appoggio del tifo, anche se non sono molti tifosi, come potrà influire nel proseguo del campionato? Innanzitutto io finché non abbiamo certezza, questo in Italia cambiano leggi dalla sera alla mattina, probabilmente hanno detto in questa maniera qua, io confido sempre che magari come ha fatto il presidente della Leonzio vuole incontrare Tavecchio, io penso che dovremo fare qualcosa anche noi, però dobbiamo anche cercare di muoverci, darci una mossa per cercare di realizzare finalmente questo progetto, come lo stiamo portando il progetto calcistico, dobbiamo cercare di portare anche avanti questo progetto per l'illuminazione. La mancanza di tifosi, sapete come la penso io, noi abbiamo bisogno del nostro tifo, di giocare nel nostro campo, cercheremo sicuramente sono convinto che la nostra società farà di tutto per farci giocare qui ad Agrigento. Dico, queste incertezze societarie relativamente a Giavarini che vuole vendere, trattative, conferenza stampa di annuncio che è stata poi prorogata, non si è fatta, in qualche modo, ecco, non voglio un suo parere, dico, influiscono nel morale della squadra, ecco, solo questo. Io le dico la verità, io sono talmente preso in questo momento dalla partita con la Paganese che tutto quello che mi sta circondando non sto ascoltando niente e ho invitato anche la squadra a non ascoltare niente. Noi sappiamo che c'è la Paganese domani, dobbiamo affrontarla in maniera tosta, è una partita importante e ci dobbiamo concentrare solo su quello.